Era una mattina di gennaio, apparentemente come tante altre, probabilmente come tante altre. Mi svegliai avvertendo quel senso di monotonia che ogni tanto accade, ogni tanto arriva a turno un po' a tutti. Mi soffermai un attimo a pensare su come abbattere questa sensazione, questo senso di malinconia e ripercorrendo insomma le mie vecchie regole, in fondo ero convinto non servisse necessariamente strafare, no? Dover compiere chissà che impresa eccezionale, ma bastava seguire un attimo la strada che portava fuori dalla consuetudine, quale poteva essere tra le tante cose, no? Sai che pensi di voler fare, di poter fare, posponi nel futuro, no? Quando dici a te stesso, mi piacerebbe un giorno vedere quella cosa, visitare quel posto, eccetera, eccetera, no? Allora pensai a un vecchio edificio, no? Che era più o meno, insomma, nei pressi del paesino in cui abitavo una volta, che mi è sempre incuriosito perché non riuscivo a capire se era una vecchia chiesa, una vecchia abitazione, e fino a quando mi dissero che era una vecchia scuola, no? Allora un giorno, probabilmente ti ricordi la puntata, con un amico siamo passati nelle vicinanze dall'altra parte del canale e con il drone ci abbiamo fatto il giretto attorno, e facendoci il giretto attorno abbiamo scoperto che c'era una porta ancora aperta, più siamo venuti a conoscenza che quella era una vecchia scuola abbandonata e pane per i miei denti. L'attimo romantico, pensa che strano, questa era la scuola di Singano, la scuola elementare. Il cancelletto dell'entrata, qui giocavamo a calcio. Mamma mia, mi sembra ieri quest'albero qua che organizzavamo la banda, il retro, è stranissimo. Lì dove io e un mio amico che purtroppo non c'è più, prendevamo le lucertole e gliele portavamo alle maestre, facevamo prendere paura alle maestre. Che ricordi strani, adesso vedere tutto così abbandonato è molto, molto strano. Qui lì dietro abitava una signora che ogni tanto andavamo a trovare quando eravamo bambini, che aveva 103 anni, pare si chiamasse nonna Regina. Qui invece c'è il bar del mio amico Matteo, pareti anche loro giustamente chiusi fino a data da destinarsi causa Covid. Difficile per tutti, ragazzi. In ogni caso non è una puntata nostalgia. Minchia, ma perché devo parlare quando sono in salita? Bensì una puntata esplorazione. Direzione Torre di Mostro. È una primissima mattina, non farà proprio freddissimo, ma siamo comunque a meno 3 gradi. È prima mattina. C'è anche una bella pista ciclabile che inizia giusto dopo dove dobbiamo girare noi. Volevo tanto portarci la nonna, e che ormai Poreta con i problemi dei nervi e dei ossi che hanno, non so se ci riusciamo, però magari una cappatina con gli amici sarebbe veramente cosa interessante. L'ho visitato quando ero piccolino, ci avevano portato appunto per ricollegarsi al discorso di prima con le scuole elementari, e è rimasto veramente un bel ricordo. C'erano tutti gli strumenti dell'epoca, no? I fari da stiri a carbone, bellissimo, con le bronze, no? È bellissimo da fare senz'altro, quindi me la segno tra le cose da fare. Io ho felicemente, come sempre, sbagliato strada, dai, torniamo indietro. Posticini isolati in mezzo un po' alla natura, no? Tanto yogurt, formaggi, mozzarelle, prodotti caseari di produzione. Ciao bellezza, che bei maremani. Ciao caro. Adesso qua c'è un po' di paltano. Il mio Veneto è un po' tutto paltano. Paltanolandia!
No dai, no, non ce la si fa, bisogna proseguire a piedi. Il contesto, come ben sai, è a me molto piacevole, però come hai ben visto è stato necessario proseguire a piedi, anche se Paltano ha partito. Sono arrivato, è giunto l'ora di attivare la Singano Exploration Mode. Singano, ma se sul che una torcia? Vabbè, dai, fai fantasia, fioi, dai. Anche se ti dirò, più che una scuola, perché hanno detto che era una scuola, messa tanto da deposito agricolo. Andiamo a vedere. È molto strana per essere una scuola, non vedo neanche le scale per salire, quindi deduco che come scale venissero utilizzate quelle esterne e sono cadute col tempo. Lì c'erano le altre porte per accedere, però ripeto, più la guardo e più non lo so, non sono molto convinto sia proprio una scuola. Ha tutta l'aria di essere appunto sì un deposito agricolo, no? Dove mettevano gli attrezzi e le balle di fieno. Quello che però, come ti dissi prima, no, quello però che come ti ho detto prima mi fa molto strano è quella stanza con le decorazioni sulle mura, quella è molto strana. Oppure, se vogliamo ritornare sul discorso, è una chiesa. No, è molto strano che una chiesa sia rilegata dentro a una stanzetta di cos'era, 5 metri per 2. Mamma mia, che schifo. Schifo! Caso Italia, se hanno detto che era una scuola significa che era una scuola. Molto probabilmente io / quella sopra il 7 noi non siamo abituati a concepire strutturalmente una scuola in questa maniera. Poteva essere interessante anche visitare quella parte lì dove ci sono quelle case colorate, che sento tante urla, e questa giornata mi ricorda un po' il film Salò o le 120 giornate di Sodoma, quindi niente, io sto nel mio. Eccolo!